punti interni magari non interessa a nessuno, però no, beh, può interessare, insomma, magari gli appassionati di birra. A birra San Miguel a me fa scoresare fuori da maniera. A me pare di avere un compressore su palcudo su una scoresa unica. Andiamo via. Oh, guarda cosa ha messo al lago del Cornino. Tac, a 2,20. Ma non sapevo. Guarda che rassa dei posti che li porto. Guarda, ma sì, te avevi visto sta roba. Adesso vuoi vederti la puntina meglio, perché ora non credo che farò video, se non proprio due cazzatine. Cerca Lago di Cornino, puntine. Lago di Cornino, spazio, puntine su YouTube. Allora me lo segno subito, magari la 2,20, magari la tengono per il periodo estivo, non lo so, vabbè, lasciamo stare la 2,20, l'acqua c'è, guarda, dove c'è la ragazza lì che carica, quindi con la gomma ci arrivi perfettamente, c'è anche il campo da basket, che per me è una cosa fenomenale. L'unico difetto di sto posto, ragazzo, che non va internet, no, va internet, porca troia. Aspetta, no, non tocco niente. È bloccato, Ma se muove coi piedi Ma noi siamo maldestri, sai. Vediamo se riusciamo a vedere qualcosa. Volevo fare questo esperimento? No, quindi guardo io. Appoggialo pure. Vai meglio se lo appoggi. No, non credo. Oppure, no. Ecco, ora devi dare 50 euro alla signorina per il fatto che tuoi ti ha 50 fatto... euro? No, che perché i miei? Eccolo. Guarda che robe. No, Arriva ad appoggiarti pian piano. mi appoggio, sì. Eccolo là, bastava disattivare la macro. Aspetta, mi sono appoggiato nel punto sbagliato. Eccolo qua. Ok, gentile pubblico. Abbiamo un grifone che è arrivato in noi e ci ha dato le spalle, esattamente. È un po' la considerazione rispetto che ha di noi. Sì, lo so. So tutto. Anche da freschi. Questa clip è per Giacomino. Vedi Giacomo, la vipera del corno. Siamo al lago di Cornino, che diceva il signore che era in letargo. Adesso è uscita a letargo. Cioè, sempre che dorme, vedi? Tipo tua mamma. Però... Senti il corvo qua. Senti come fa il corvo. Così fa. Ciao! Butto che si è. Prova? Ah sì, dai che è venerdì la dita. Devi passare i correttini oppure le foglie perché fa schifo. Guarda, gentile pubblico, guarda. Guarda che immagine romantica di Marco e Thomas vicini. Poi ragazzi, un consiglio, mandate sempre avanti qualcun altro, perché se ci sono le vipere c'è maggior possibilità che le prendano loro, no? Un po' come quella volta, sai, in Francia che c'era lo squalo volpe, io ho mandato i tedeschi ciccioni davanti e io stavo lì nel centro. Sì, internet in questa zona è un disastro veramente, il che è una cosa positiva per carità, ma negativa se come me devi lavorare. Volevo farti vedere Marco che aveva riscoperto e stava assaporando le sue origini furlane, no? Che sono proprio qui in questa zona, ma niente, è arrivata gente, nel nostro gergo le arriva gente, e noi qua assaporiamo questo bellissimo panorama. Un po' foglioso, ok? Vedi? Dai, buttati in acqua, Dio. Sporca, do foglie, sono mie sporche. Cioè non è che se tu tocchi un albero dici vado a lavarmi le mani il correttino e Thomas non è passato. I soliti Sì, cazzoni, vedi? Vada di là, come sai come te vai in uffici pubblici. No, senta l'ufficio di qua e vada di là. In acqua non ci vado mica io. Ma era una biscia, non è un serpente, è una biscia d'acqua. Il pisello. Dio, è la biscia paguro. A mille cene. Mi portano a camminare sotto il sole. Vedi, non è amicizia questa. Cosa? Hai riscoperto le tue origini? Non c'è scritto Caldogno. No, di mia mamma. Ok. Guarda che bella terrazzetta col caminetto. A me piace tanto questa. Piccola, vedi, con la tettoia, che no, in video non si capisce. Non ci credo. Mi hanno detto che queste sono le patate. Cioè, guarda che fiori fanno le patate. No. Ora sono messo qua a fare van life qua. Lenda via e tose a van life. Le resta e vache, ma e vache nel senso, vedi, le mucche, quelle le mucche, in senso dispregiativo, ma e se vache, Dio caro, cioè non c'è cavalli, non c'è giraffe, e se vache, Dio. Non mi affasso. Aia. Devo fare stupietone, sponca, man. Punta che, no? Eccolo qua. Vai. Oppa! Ecco che si sposa! Guarda te, sono cose semplici, ma guarda te, se io tipo 10 anni fa avrei mai pensato di stare con gli amici a mangiare pasta asciutta qua in un posto così.
No, è strano. Era la prima accensione del... Appunti, a Francesco io ho appunto 5 vespe in un colpo. Era grosso, era più grosso di una vespa normale. Io contavo Era così. i bisci che Ciappe io ho e la beccato. e mia appunto qua. Ve il deo così. Ah, sì, sì. Come che vedo? Carabon, Cioè, ma quella volta proprio mal, perché vespe le tollere. Beh, allora... Memo, passa la perezina scampa via. Guarda in che rascia dei posti che vi porto col ponte ancestrale, guarda tutti i boschi ancestrali e foreste di Sherwood, col laghetto, il ruscelletto, Singano che cammina nell'acqua. No, non è vero, era il ponte. Guarda, neanche in tel mulino bianco, guarda che spettacoli di natura naturalesca. Coppa a te! Ah, cagate addosso. Le piene macchine che va in Camporea, è una roba incredibile. Le più macchine qua che in tia statale, metti a fuoco insieme. Guarda, guarda che posti, un fia frufru, un fia rosolina, un fia brusa, sta attenti che non che sia, lo seo pauro anche qua, Porca miseria, sai, in questi posti, in tutti i nudisti, in tutti quei che piace fare robe col pene là. Dopo ti sa, noi altri che non siamo, o c'è i piedi. Sariro, torari, 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 pararara. Io non vedo più, non lo so, può essere. Amici meteorologici, esponetevi, tanto mi continua a cantare. No, sì che non va più a mezzo la testa, sì scusa. Ma ti dice sempre che lei si è a far piango col telefono, sì lo so, ti sa. Io per non stare mezza giornata qua col telefono in mano, mi vedi i crampi. Sì che non va piango, ok, eccola, finito le 3:60. Guarda che bel fare a van life quei wake sotto casa. Wake. Guarda wake. Ah, non è finito. Aspetta, devo inquadrare qua. Quello che ti dicevo, il cuscinone blocca, intanto la Marilena me l'ha lasciato intanto, poi manca la parte estetica, diciamo, che copre il tutto e si chiude nelle clip delle viti, però intanto guarda, zero caldo che è entrato finalmente e zero luce, questa è una cosa molto importante per l'estate. Abbiamo un diavolo, vieni che abbiamo un diavolo, no? Cosa devo fare? Mangia tranquilla, come pari al cipidio, caro, il fiato spallato temporalone in arrivo, ciao, arrivederci alla prossima. Fast and Furious Pulmino Drift, più o meno. Oh, è buio, volevo giocare a basket, non si gioca a basket. Chi è che spara? Fuochi d'artificio? Ah, è giugno. No, troppo bassi. Adesso è il compleanno di qualcuno ricco, ma non troppo, perché se era più ricco i fuochi sarebbero stati più alti e si sarebbero visti. Ragazzo, se anche tu hai l'Alde, stai attento, che magari non te l'hanno detto quando hai comprato il camper, che si hanno usato, che quando si avvicina l'estate devi chiudere quello scambiatore che serve per scaldare il liquido dei termi tramite il motore mentre sei in corsa. È vero che il motorino dei termi non gira, ma il liquido comunque corre, tipo i termi del bagno sono belli caldi, hai capito? Vabbè. Alessia Scat, McDonald's come teenager. Quanti? 13! È la miseria, sei un massacratore. Questo tramezzino lo voglio chiamare tramezzino marasca, che è gamberetti e rucola, no? Perché Marasca è una pizzeria di Valvasone, la quale ha mandato il cameriere a dirmi davanti a tutti che il pizzaiolo si rifiutava di farvi la pizza con gamberetti e rucola, quando da noi è un gusto abbastanza classico. Aiuto!